buonasera. Ecco, apriamo questo convegno spiegare un po' anche come è stata finora la cultura musicale in Italia. Per fortuna ora c'è una ripresa, come diceva anche il dottor D'Arrosso, adesso appunto c'è questa possibilità di studiare musica con i licei musicali, insomma, e poi la musica viene apprezzata e conosciuta meglio. Sì, questo convegno è per far capire quanto sia importante lo studio della musica sotto tutti gli aspetti, diciamo, e soprattutto cominciando da piccoli, quindi è, diciamo, un suggerimento appunto per chi vuole fare insegnare musica ai bambini, cominciare proprio da piccoli, perché la musica aiuta tantissimo nella crescita sotto tutti gli aspetti, diciamo, un po' quello fisico, diciamo, nel senso che abitua a coordinare i movimenti, visto che appunto suonare uno strumento musicale vuol dire appunto azionare determinate parti del cervello e anche, insomma, dover avere tutte le dita indipendenti fra loro, che appunto è una possibilità che chi non studia lo strumento non ha, ovviamente. E poi appunto dicevo dal punto di vista fisico in questo senso, dal punto di vista anche emotivo, perché aiuta a capire il bello, aiuta ad apprezzare le cose, quindi crea una sensibilità diversa rispetto a chi non studia, ovviamente. Poi dal punto di vista sociale anche, perché la musica permette di suonare insieme agli altri, quindi suonando con altre persone si socializza, si condividono gli stessi intenti e poi è utile soprattutto se i bambini crescono, diciamo, con questo sano hobby, fra virgolette, è utile perché poi si trovano adolescenti con degli scopi, degli obiettivi di vita che viceversa appunto sono i ragazzi della strada che non sanno come impiegare il loro tempo libero. Finora purtroppo la cultura musicale in Italia rispetto al resto dell'Europa è stata in profonda crisi, diciamo. Infatti c'è stata una ignoranza diffusa per cui la maggioranza delle persone appunto non sa leggere e scrivere la musica, poi è incapace di quell'attenzione e quella memoria che sono necessarie per comprendere la musica, anche solo per percepire, diciamo, una forma musicale, e questa ignoranza musicale si è osservata a tutti i livelli senza distinzione di classe sociale o di provenienza geografica. Se poi ci si fa caso, la programmazione radiofonica e quella televisiva ignorano quasi totalmente la musica d'arte, oppure la relegano a degli orari impossibili. Per cui nessuno ritiene utile riflettere sulla musica come un fatto culturale, al pari delle altre espressioni artistiche. Poi la storia della musica finora è sempre stata assente dalle scuole elementari, dalle medie alle superiori, nonostante chiaramente eccezioni, perché magari gli insegnanti di buona volontà appunto si sono messi a divulgarla, a spiegarla, ecco, però in generale i programmi non lo prevedevano più di tanto. Mentre tutti comprendono, diciamo, l'importanza della storia dell'arte nella formazione culturale di un italiano, nessuno invece ha pensato quanto sia importante la storia della musica, che in realtà è sempre mancata dalla scuola italiana. Poi l'avere eliminato per esempio dal curriculum scolastico delle materie come la musica, tipo non so, il liceo, cioè l'ex magistrali per capirci, cioè è una cosa importante, seria, grave, diciamo, in questo senso, perché appunto la musica è un veicolo per interpretare e conoscere il nostro essere italiani. Paradossalmente si può dire anche che può apparire un rifiuto delle proprie radici, come se l'Italia misconoscesse l'evidenza che ciò che è lo deve sostanzialmente al fatto che in questa nazione si è vissuto di arte, di cultura, di musica, di capacità di dare espressione al bello e al pensiero. Ecco, quindi come affermava Alfred Tomatis, il nostro corpo è tutto un grande orecchio, e gli affermava che ogni essere è immerso in una struttura sonora che lo scolpisce. Il suono non si rivolge solo all'orecchio, ma impregna il corpo intero. Edith Stein, che era una filosofa di tipo fenomenologico, affermava che il nostro corpo, a cominciare dal nostro volto, è come una partitura vivente, sulla quale sono scritte ben precise note musicali che possiamo chiamare impronte del carattere. Ecco, questo per dire che ognuno di noi è già musica in sé, ha già dentro di sé
quello che serve per poi esprimersi attraverso la musica. Appunto questo concerto in cui siamo immersi è un tappeto sonoro dove la voce della madre ovviamente spicca come solista. Questo crea già una prima forma di relazione, di comunicazione, di bonding, che proprio è l'attaccamento primario con la madre. Sì, è fondamentale parlare di musica dalla prima infanzia, ma anzi parlare di musica ancora nel grembo materno, perché noi siamo immersi totalmente nell'acqua che trasmette i suoni della madre attraverso i gorgogli, il rumore, il battito del cardiaco, la voce materna, e questo poi ci riporta alla vita nel mondo, nella grande orchestra, dove siamo anche lì immersi di suoni. L'esperienza del feto permette poi al bambino di recepire, attraverso anche lo sviluppo neuronale, lo sviluppo dell'orecchio e lo sviluppo di tutta la corporeità, di percepire il mondo in modo diverso, e anche di far proprie le esperienze sonore che vive nella quotidianità. E nella breve introduzione che farò successivamente parlerò appunto del rapporto tra musica e linguaggio, musica e movimento, l'importanza della relazione e del dialogo per permettere un maggiore ed efficace apprendimento appunto della musica. Importante, cioè quello che voglio sottolineare, è che la musica è dentro all'uomo prima di tutto, non dobbiamo imporre al bambino, non dobbiamo attaccare al bambino la musica, ma semplicemente dobbiamo creare un contesto favorevole affinché dal bambino escano le sue qualità, le sue capacità, il suo ritmo e il suo modo di muoversi e di esprimersi, come se il nostro corpo fosse una partitura vivente. Che sediamo nella natura. Oppure i campanelli, oppure i richiami per gli uccelli. Ecco, tutti questi strumenti fanno più che dei suoni, direi dei rumori. Questi rumori sono quelli che noi traduciamo come c, cr, tr, k. Sono le consonanti, poi diventeranno le consonanti, che hanno bisogno delle vocali per diventare parole. Da che età e con che modi si può iniziare ad avvicinare un bambino alla musica? Ora vediamo che con diversi approcci si comincia già dai primissimi mesi, e questo proprio perché è stato dimostrato che l'orecchio, il suo sviluppo è il primo ancora in grembo materno. Si può avvicinare il bambino attraverso l'ascolto della voce materna o delle voci in generale, si può usare filastrocche, canti, conte adatte ai bambini con sonorità adeguate al corpo dei bambini, quindi è importante anche tenere in considerazione che tipi di strumenti si usano, l'uso di oggetti, di strumenti idiofoni, quindi oggetti maneggiabili che possono essere presi in mano dai bambini e che richiamano anche i suoni e i rumori della natura. Ci sono vari approcci, ovviamente ognuno con i suoi punti di forza e di debolezza, e nel convegno presenteremo alcuni degli aspetti che si possono proporre. Quasi quotidiano, suppongo. Ci auguriamo. Esatto. Pone le basi proprio per l'ascolto, cioè un ragazzo che ogni giorno si mette allo strumento, che lavora sul fraseggio, che ascolta, che prova, che si ascolta, che si canta quello che sta suonando, sicuramente è un ragazzo capace di un ascolto attivo. Distinguere senz'altro tra l'utilizzo della musica dal punto di vista educativo e l'utilizzo della musica dal punto di vista più terapeutico.
E anche questi due, diciamo, settori hanno dei sottosettori. Ad esempio si può educare alla musica, quindi all'insegnamento di uno strumento, all'insegnamento di vari strumenti, però si può anche educare con la musica, cosa che in questo contesto, in questo piccolo convegno, direi che è l'obiettivo, cioè si parla proprio di come la musica possa favorire non qualcosa di musicale, ma qualcosa di extra musicale, quindi delle facoltà, delle potenzialità dell'individuo. E quindi ci avviciniamo maggiormente a quello che è l'aiuto, il supporto, quindi la musica come supporto, laddove magari altre forme di comunicazione, tipo quella verbale, è inaccessibile. Faccio un esempio: bambini autistici, o è compromessa. In questo caso la musica può aiutare, proprio perché, essendo qualcosa di contenuto nel linguaggio verbale, in qualche modo è un precursore del linguaggio, aiuta, soprattutto il lavoro con il suono e con il ritmo, a favorire l'emergere del linguaggio, l'espressione anche verbale. Mentre laddove non sia possibile questo, comunque è una forma di comunicazione, soprattutto per i bambini che hanno difficoltà, parlando proprio di musica come terapia. Poi è chiaro che la musica, tutti noi siamo consumatori, fruitori, musicisti, perché abbiamo una musicalità, e quindi sicuramente come promozione del benessere per me è per tutti. Essere chiari come il mio proviamo un attimo il braccio con la mano, vediamo se siamo proviamo un attimo e poi provo anche col piede. Vabbè, allora intanto cambio, adesso provo con l'altro e devo essere coordinato così. Adesso ruoto con questo e sbatto con l'altro. Perché qua ci siamo, adesso ruoto anche con questo qua. Dai, segnate, bravi, segnate. Metto un 10% in più, 8% in più. Mi interessa poter dare uno sguardo trasversale, non più in verticale nella crescita della persona, ma tra le genti. E tra i vari laboratori che ho condotto mi pare il caso di portare proprio questa esperienza estremamente particolare, condotta con un gruppo di africani che provengono da paesi completamente diversi, quindi da lingue diverse. Io tra l'altro, non conoscendo né l'inglese né il francese, conosco solo il portoghese, ma nessuno veniva dall'Angola, dal Mozambico, quindi mi trovavo in estrema difficoltà anche a comunicare semplicemente con loro. E ciò che più mi premeva era riuscire a scavare nell'anima di queste persone affinché potessero far emergere le emozioni, quelle che sono nell'immaginario collettivo, nella memoria collettiva. Quindi la musica come un mezzo per andare anche al di là delle culture, addirittura delle lingue. Sicuramente, e i risultati sono stati estremamente validi, sono andate veramente nel profondo e hanno riportato quella che è la loro esperienza, sia nel positivo che nel negativo, sia nei loro sogni che nelle loro aspettative, che nelle loro delusioni, e si sono donati con estrema generosità, arricchendo tutti gli altri. Quindi la musica come strumento educativo non solo per i bambini, anche No, per gli adulti. Per tutti. Io per prima non sono una musicista, ma trovo che possa essere un linguaggio vero e proprio dell'anima. I geni nascono raramente, invece è piuttosto frequente sorprendersi di attitudini che, se ben coltivate e dirette, possono arricchire una vita geniale. Quindi non è per far crescere dei geni in fasce, ma per cogliere nel momento migliore le opportunità che la mente mette a disposizione di tutti, che l'insegnamento della musica dovrebbe essere un diritto e un dovere per tutti, più che uno sfizio o un lusso riservato a dei piccoli geni, tra virgolette. Uno studio condotto su un gruppo di studenti del Vanderbilt Blair School of Music ha permesso di stabilire che la pratica musicale professionale ha un ruolo anche nella modalità di risoluzione dei problemi della vita quotidiana.
Negli ultimi anni la relazione tra musica e cervello è diventata un oggetto di studio di numerosi neuroscienziati di tutto il mondo, che utilizzano gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie per la risoluzione di patologie neurodegenerative. Fare musica ha degli effetti positivi non soltanto per la formazione musicale, ma anche perché abitua gli studenti alla concentrazione, a coordinare i movimenti con l'udito, a controllare l'impulsività. E quando suonano in gruppo imparano a coordinarsi tra di loro e ad apprezzare l'apporto dei compagni. Queste sono tutte esperienze che educano all'interazione e alla socializzazione. La musica poi favorisce lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, importante nei rapporti umani. Gli aspetti legati alla comunicazione e all'espressione delle emozioni attraverso la musica sono così importanti che possono diventare addirittura terapeutici, come ad esempio la musicoterapia.